Funziona? Sì. Buonasera. Comandante, per lei. Buonasera, benvenute, benvenuti. È bellissimo vedere questa serata così ricca di partecipazioni e penso che a Dina Zaia farebbe tantissimo piacere, come credo faccia piacere alla famiglia di Dina. Allora, inquadro un attimo la serata. Siamo partite grazie alla Confcommercio, in modo particolare al terziario donna, con una mostra in municipio dedicata ad 8 donne significative. Donne che appartengono e che lavorano, hanno lavorato, lavorano e che comunque danno e hanno dato il loro contributo in settori disparati, quindi dal settore della cultura a quello della scienza, dalla giurisprudenza fino allo sport. Mostra che è stata visitabile fino ad oggi pomeriggio. E queste 8 donne sono donne rappresentative, sono donne che per noi, che a noi dimostrano come si possa veramente essere una testimone positiva e propositiva in questa società così complessa. Ed era molto bella anche l'ultima immagine, che era uno specchio, che diceva la prossima puoi essere tu. Ecco, dico questo perché è partendo da questo concetto, cioè il concetto di come presenze significative, positive, siano particolarmente importanti per il lavoro che noi facciamo, e quando dico noi mi riferisco soprattutto al lavoro del Centro Antiviolenza Vittorio Veneto, che, come poi vi dirò, ha anche questa finalità di promuovere la positività, la figura positiva, le potenzialità che le donne hanno. Prima quindi di entrare nel merito della serata, desidero ringraziare la Confcommercio e il terziario donna qui rappresentato di Treviso, qui rappresentato dalla nostra Beatrice Paludetti, che insieme all'ASCOM, alla direttrice di Vittorio Veneto, questa sera è presente, e lascio la parola a Beatrice per un saluto da parte loro. Buonasera a tutti, sono la vicepresidente di Terziario Donna, l'organizzazione che rappresenta le donne imprenditrici di Confcommercio. La presidente Valentina Cremona questa sera non può essere qui presente e mi ha incaricato di portare i suoi saluti, il suo saluto più sincero, più cordiale. Terziario Donna è nata nel 2009 e vuole essere la voce, la forza delle donne imprenditrici che guidano, gestiscono le aziende, oltre il 20% di aziende del settore. Terziario Donna ha fortemente voluto la Sala delle Donne, è un progetto che è partito in epoca pre-pandemica e è stato diciamo modificato, è diventato una mostra itinerante che è stata inaugurata a Treviso, ha toccato diverse località della provincia e è arrivato a concludersi qui a Vittorio Veneto. La Sala delle Donne racconta appunto e raccoglie i ritratti, le storie di 9 donne che hanno segnato profondamente la società, la nostra società, e in particolare nella cultura, nella ricerca, nel sociale, nell'economia delle comunità a cui loro hanno aderito. E intende promuovere e anche, perdonatemi, mi sono un attimo
diffondere un messaggio di entusiasmo, di ottimismo alle giovani donne nella prospettiva della loro più compiuta emancipazione e dell'assunzione di ruoli pubblici sempre più decisivi, più importanti. E in fondo il motto della mostra è: la prossima puoi essere tu. Stasera il Comune ha organizzato una splendida serata, una serata dedicata ad una straordinaria imprenditrice vittoriese, che è Dina Zaia, che è stata un esempio di forza, di passione, di successo, e che ha segnato anche la cultura sociale del territorio, affermando, esprimendo uno stile di leadership femminile modernissimo e anticipando di oltre 30 anni i canoni del cosiddetto Woman Power. E infine, anche a nome di Unascom di Vittorio Veneto, porto i saluti del mio presidente Michele Paludetti e della direttrice che vedo qui seduta, la dottoressa Antonella Secchi, così attenta, sensibile alle diciamo, alle ragioni della condizione femminile nel commercio. Ringrazio tutti e auguro una buona serata e un buon ascolto. Grazie. Allora anch'io prima di iniziare vi porto il saluto del sindaco, che era per strada, stava venendo qua ma ha avuto purtroppo un imprevisto, ma mi ha pregato di portarvi il suo saluto. E ringrazio anche Sonia Brescacin, che è consigliere regionale, presidente della commissione sociale, e che davvero ci onora questa sera della sua presenza. Vuol dire che l'eco di questa giornata, di questa serata, è andata ben oltre i confini cittadini, come del resto l'eco di Dina Zaia. Allora, come vi dicevo, la serata viene organizzata, vedete in fondo il roller, dal CAV. Il CAV è il nostro centro antiviolenza. Per chi non lo conosce, per fortuna, ma è sempre meglio sapere anche per rendere note altre persone della sua esistenza, il centro antiviolenza Vittorio Veneto ha sede sotto il municipio e offre i propri servizi, primi fra tutti appunto l'accoglienza e poi il supporto, l'accompagnamento a donne che hanno subito qualsiasi tipo di violenza, e è il centro di riferimento per tutto il nostro distretto. Bene, il centro antiviolenza chiaramente si occupa in primis, come dicevo, dell'accoglienza e poi del supporto a donne in difficoltà. Però, per questo noi abbiamo 2 valide psicologhe e l'avvocata, quindi diciamo il servizio funziona perfettamente, per quanto insomma sia possibile. Però altra finalità è anche quella di far conoscere questo centro e di promuovere, come avviene questa sera, figure positive. Perché vedete, una delle cose che noi notiamo nella parabola della violenza, parlo soprattutto di violenza domestica, e direi che oltre il 90% delle donne che fanno riferimento al CAV sono donne che hanno subito violenza in casa, quindi da quell'uomo che dovrebbe essere il loro punto di riferimento, il loro amore. E la parabola è questa: l'uomo violento, potrebbe essere il mio cellulare? L'uomo violento, l'uomo che poi si rivelerà essere violento, è un uomo che fa innamorare di sé una donna e poi, per usare una metafora che una di noi qui stasera conosce bene, la tratta come una regina, le mette in testa questa corona, la comincia veramente ad adorarla e a trattarla come se fosse l'unica donna al mondo. E lei, quando l'uomo poi non ha buone intenzioni, funziona, rischia di cadere poi in questa trappola. E funziona così: prima di tutto
la convince del fatto che senza di lui lei non può star bene, quindi comincia ad isolarla in primis da tutta la sua rete amicale e la donna rimane senza tutta quella rete, tutte quelle amiche, quegli amici che invece prima aveva e che comunque la facevano sentire parte di una società. E poi subdolamente la convince che lei non ha bisogno di lavorare e che sarà lui a mantenerla. E questo è l'altro grandissimo errore, cioè privare la donna dell'indipendenza economica. Questo è un errore da non commettere, perché se poi l'uomo non è quello giusto, rischi veramente di rimanere intrappolata in una situazione che non ti dà via di scampo, perché se ti renderai conto domani che quello non è l'uomo per te, che quello è l'uomo che ti fa soffrire, che magari anche agisce violentemente nei tuoi confronti, non avrai più il coraggio poi di lasciarlo, perché non avrai, purtroppo anche, non sei economicamente indipendente, quindi hai dei vincoli, hai dei legacci che è veramente difficile sciogliere. Ecco, il nostro obiettivo è quello di aiutare un po' tutti, lavoriamo spesso anche con le scuole, quindi con le ragazze e poi via via, perché guardate abbiamo una platea di persone che arrivano da noi che non pensate siano persone culturalmente povere, persone provenienti magari straniere, sono donne di tutti i ceti sociali, dalle professioniste alle casalinghe, dalle ragazze giovani fino alle nonne, purtroppo. Quindi il nostro obiettivo, quello che noi proviamo a fare è proprio quello di dare dei modelli positivi, far vedere che ci sono tante donne in tutte le situazioni che sono state capaci di essere forti, indipendenti e di essere anche coraggiose, perché anche Dina Zaia, vedremo, è stata particolarmente coraggiosa negli anni in cui ha vissuto, l'ha detto bene anche Beatrice prima. Quindi donne di riferimento, modelli positivi. Questo è il motivo per cui abbiamo, ringraziamo Confcommercio per aver portato questa bella mostra a Vittorio Veneto, e questo è il motivo, è il punto di partenza da cui abbiamo cominciato a pensare che cosa proporre noi a conclusione della mostra. Mi è venuta in mente Dina Zaia perché, anche se io forse non credo di averle mai parlato personalmente, la vedevo sempre, la vedevo all'Hotel Terme, dove lei spesso andava, e qui devo ringraziare la signora Palazzi per la sua testimonianza e coloro che con il signor Tonino Palazzi hanno lavorato, che a loro volta questa sera, come sentirete, hanno dato una loro testimonianza, e la vedevo come una donna forte, cioè negli anni in cui le signore arrivavano in gonnella e tacchi alti e borsetta, lei arrivava in pantaloni con lo stivaletto, con la cicca in bocca, e aveva sempre questo bicchiere di superalcolico in mano quando era al Terme, no? Quindi chiaramente anche per noi ragazzine era una figura dirompente, era una figura diversa da quella che erano le nostre mamme e le signore che ci circondavano. Ecco, da lì siamo partiti. Allora io ho la fortuna di conoscere uno dei nipoti, Franco Petrucci, e sua moglie, e mi sono rivolta a lui in primis chiedendogli se esistesse già qualcosa di scritto su Dina Zaia, e mi sono veramente sorpresa a scoprire che, a parte ritagli di giornali, non c'era assolutamente nulla. Per fortuna lui e la sua famiglia, perché poi c'è anche Francesco Zaia, che ringrazio per la presenza con la sua famiglia, avevano e hanno un sacco di foto, i ricordi personali, avevano tutti i nomi, conoscevano le persone che avevano conosciuto e che ancora sono presenti nella nostra città, amiche, amici, colleghi, colleghe, eccetera, di Dina. E così, grazie con l'aiuto di Irene Rosolin, che questa sera ci presenterà la figura come lei l'ha interpretata. Lei non è di Vittorio, quindi lei non aveva mai sentito parlare di Dina Zaia, persona appunto che non la conoscesse, proprio per vedere come l'avrebbe capita. Quindi cosa mi resta da dire? Che oltre alla famiglia io ringrazio la signora Palazzi, poi vedrete i nomi di chi si è prestato a dare la propria testimonianza, Tony Fassina, così come
Robertino e i suoi colleghi che hanno lavorato con Dina in officina, le amiche, l'amica del cuore di cui poi Irene ci parlerà, l'amministrativa, anche la signora che l'ha seguita poi quando è diventata un po' più fragile, e il dottor De Carlo, mi ricordo, non so se ho dimenticato qualcun altro, Paolo Casagrande che ha lavorato al Terme con il signor Palazzi, e comunque tutti coloro che magari anche così con qualche battuta ci hanno aiutato a ricostruire la figura di questa donna. Irene non è una regista, non è nemmeno un'attrice, è una libraia, però aveva già lavorato con il CAV nella raccolta, così nel racconto di alcune figure femminili di riferimento, e quindi abbiamo osato, e penso abbiamo fatto anche bene, affidare a lei questa ricostruzione. Quindi lasciamo ad Irene la presentazione di Dina e poi alla fine tireremo un po' le conclusioni. Grazie a voi. Buonasera a tutti e a tutte, grazie per essere qui. Allora, al momento faccio la libraia, e faccio la libraia perché mi piacciono le storie. Mi piace leggere le storie, guardare le storie, ascoltare le storie, cercare le storie. A ognuna di voi piacciono le storie, ne sono certa. Ci sarà chi le legge nei libri, chi le ascolta dai vicini di casa o dai nonni, chi le guarda al cinema, chi le condivide con gli amici e le amiche, chi le tiene nascoste, chi le cerca nelle canzoni e chi le trova nello sport. Nessuno di voi, nessuna di voi può fare a meno delle storie. Perché non possiamo fare a meno delle storie? Perché le storie sono fatte di persone e ascoltare le storie ci permette di entrare in contatto con altre persone, di vedere con i loro occhi, di sentire con il loro cuore e di conoscere un modo di vivere che è diverso dal nostro. Soprattutto, entrare in contatto con le altre persone ci permette, per contrasto o per affinità, di scoprire qualcosa di più di noi stessi, di noi stesse. In un modo o nell'altro siamo tutti collegati. Oggi nel mondo quante persone siamo? Più o meno 8 miliardi. E ognuno di noi quante persone conosce o anche solo incontra nel corso della propria vita? Rispetto alla popolazione mondiale, una percentuale davvero irrisoria. E cos'ha in comune un abitante di un piccolo villaggio della Namibia con un abitante di una delle isole delle Faroe? Probabilmente poco, se non nulla. Eppure io sono fermamente convinta che tutti noi, tutte noi, siamo in qualche modo collegati, come se fossimo un unico grande essere umano che occupa il pianeta Terra, come se ogni singola persona fosse un pezzo di un puzzle. Ogni pezzo di un puzzle può agganciarsi perfettamente solamente con altri 2, 3 o 4 pezzi, non di più. Questo e questo non si agganciano, sono incompatibili, distanti. Eppure, alla fine, grazie a questi, anche loro in qualche modo saranno uniti, collegati. Cosa c'entra tutta questa premessa con l'appuntamento di questa sera? Cosa c'entra con Dina Zaia? C'entra. Come già avete sentito, io non ho mai conosciuto Dina Zaia, anzi, ad essere totalmente sincera, non sapevo nemmeno che fosse esistita fino a un paio di mesi fa, quando l'assessora Antonella Caldart me ne ha parlato. Eppure, ora mi sembra di conoscerla. Mi sento in qualche modo legata a lei e anche grata. E questo è stato possibile grazie alle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e frequentarla e che si sono rese disponibili a incontrarmi
per raccontarmi qualcosa di lei. Ognuna di queste persone mi ha regalato un racconto, un pezzo del puzzle, ognuna diverso dall'altro, tutti simili certo, ma ognuno con una punta o una concavità diverse, ognuno con colori e sfumature diversi. E ogni pezzo donato mi ha permesso di creare il puzzle, di ricostruire il ritratto di Dina Zaia. Una donna intelligente, austera, intransigente, precisa, ma anche appassionata, onesta, godereccia, divertente. Allora, adesso cominciamo. Vi faccio prima vedere un assaggio del percorso che mi ha portato fino a questa serata, per farvi vedere come è stata costruita. E così avete anche un po' un assaggio, per chi non mi conosce, dell'approccio che do alle cose. Sì, buongiorno. Sono a Vittorio Veneto, ai piedi di Sant'Augusta, e tra pochi minuti incontrerò la prima fonte che inizierà a raccontarmi qualcosa di Dina. Eccomi qua, entro. Allora, qua inizia il Viale della Vittoria, che poi si sviluppa fino in fondo. Qui invece ha inizio via Cavour e alle mie spalle, adesso mi giro, c'è l'immobile in cui aveva sede la concessionaria, quando si trovava appunto in via Cavour. Sì, buongiorno, sono Irene Rosolen, io la chiamo. Ha gestito la concessionaria con abilità e competenze, dedicando tutta a se stessa al lavoro. È sempre rimasta molto legata alla nostra famiglia, alla quale ha dedicato la sua vita con uno sconfinato amore verso il nonno Francesco e la nonna Maria. Sono convinto che questa serata l'avrebbe riempita di orgoglio. Concentrati! Mi ricordo una cosa fantastica, come scriveva a mano la cessione della sua azienda. Ho messo in archivio questa scrittura per quanto fosse scritta bene. Se fosse vissuta oggi, con le quote rosa, la troveremo a capo di una grossa azienda sicuramente. Ciao Dina, ho un ricordo fantastico.
Iniziamo davvero. Andiamo a conoscere Dina Zaia pezzo per pezzo. Nel 1919 a Vittorio Veneto fa la comparsa la SIAV, Società Industrie Automobili di Vittorio Veneto. La SIAV svolge attività di autotrasporti, è un'officina di riparazioni di autoveicoli e svolge anche attività di commercio di autoveicoli. I soci fondatori della SIAV sono Giuseppe Pezzè, Giovanni Gregoletto e Francesco Zaia. Francesco Zaia è sposato con Maria Pradal. Francesco e Maria mettono al mondo 3 figli, Mario, Gianna e Dina Zaia. Dina nasce a Vittorio Veneto in un venerdì di fine estate, il 12 settembre 1924. In questo periodo la società fondata dal padre, la SIAV, non sta andando bene, per niente. L'attività di autotrasporti non decolla e l'attività di commercio di autoveicoli è immobile, nonostante i rapporti commerciali con la Fiat siano già in essere. All'epoca si vende una macchina all'anno. Francesco, il padre di Dina, capisce che così non può funzionare e decide di lasciare l'Italia per andare in Africa. È il 1936, Dina ha 12 anni e questo è già un primo elemento da tenere in considerazione secondo me. Ancora bambina, Dina ha la possibilità di assorbire un grande insegnamento e lo assorbe in casa. Il padre fa l'imprenditore, ma gli affari non vanno bene. Tuttavia non si scoraggia, non si arrende, è intraprendente e coraggioso, tanto da decidere di emigrare per un periodo in un altro continente. Mi piace pensare che l'intraprendenza che caratterizzerà Dina arrivi anche da qui, dalle persone a lei più vicine nei primi anni di vita, il padre e la madre. Infatti, in maniera diversa, forse meno eclatante, forse da più dietro le quinte, anche la madre di Dina deve aver influenzato la sua personalità. La madre di Dina è una donna intelligente e, nell'accezione positiva del termine, astuta. Ma di lei vi racconterò qualcosina più avanti. Dunque, il padre è in Africa e Dina ha 12 anni. Che bambina è Dina? Una delle chiacchierate più spassose che ho avuto per preparare questa serata è stata quella con Elda, un'arzilla donna di 99 anni, nonché amica intima di Dina. All'epoca Elda vive sotto casa di una zia di Dina e saranno sempre in classe insieme, alle elementari, alle medie e alle superiori. E il loro rapporto d'amicizia prosegue fino alla morte di Dina. Elda ricorda, era una bambina vivace, spiritosa, divertente. Era disinvolta anche con i maschi. Non aveva paura di niente. Era quasi spregiudicata. Dina non aveva tantissima voglia di studiare. Dopo le medie frequenta il liceo classico. Un giorno porta a casa una pagella disastrosa. Il padre, che nel frattempo è rientrato dall'Africa, si arrabbia molto. Dina cerca di rassicurarlo. Papà, non ti preoccupare, sarò promossa. Nonostante ciò, il padre la mette in punizione, chiudendola in soffitta per 3 mesi. Durante quel periodo è prevista la gita scolastica, alla quale Dina, a causa della punizione, non avrebbe partecipato. Ed ecco qui un primo assaggio di com'è la madre. La madre si impietosisce e, di nascosto dal padre e contro la sua volontà, la fa uscire per salutare i compagni e le compagne di classe in partenza. Al termine di questo anno scolastico, o forse di un altro, qui i ricordi delle fonti non sono proprio nitidi, Dina viene rimandata in 2 materie, in storia e in un'altra, probabilmente greco. Durante l'estate Dina studia, ma studia solo una materia. Decide di non studiare storia, non se ne preoccupa minimamente.
Arriva il giorno dell'esame di recupero. Si presenta davanti alla commissione e gli insegnanti iniziano a interrogarla, partendo dall'altra materia. Domanda, risposta, domanda, risposta, domanda, risposta. Fila tutto liscio. Dina è preparata, ha studiato. Così le dicono: bene, ora passiamo all'altra materia, a storia. A quel punto Dina, con totale disinvoltura e senza tentennamenti, esclama: come l'altra materia? Come storia? Io avevo solo una materia da recuperare. Eccezionale. Così l'hanno rimandata a casa dicendole di aprire il libro di storia e di tornare il mattino seguente. Alla fine l'hanno promosso, ovviamente. Da questo episodio si capisce di che pasta è fatta Dina, fin da giovanissima, sicura di sé, intraprendente e capace di assumere un rischio. Tutte caratteristiche che un domani sfrutterà nella sua vita da imprenditrice. Ora torniamo a seguire la linea del tempo. Dicevo, il padre di Dina, dopo aver fatto fortuna in Africa, era tornato in Italia e la SIAV, la società che aveva fondato, inizia a decollare. Si chiama SIAV, ma di fatto per tutti è la concessionaria Fiat di Vittorio Veneto. Tra l'altro, una delle prime su tutto il territorio nazionale. Apro una piccola parentesi per una piccola curiosità. Inizialmente non si chiamava concessionaria, ma commissionaria, perché la Fiat consegnava i veicoli e pretendeva il pagamento, la commissione appunto, solamente nel momento in cui un veicolo veniva venduto, non prima. Successivamente la Fiat cambia approccio e tutte le commissionarie diventano concessionarie. La Fiat consegna loro i veicoli solamente se vengono pagati immediatamente, a prescindere dal fatto che poi vengono venduti o meno. Chiusa parentesi. Nel frattempo Dina consegue la maturità classica e decide di non iscriversi all'università, ma di andare a lavorare nella concessionaria del padre in via Cavour. Dina ha circa 19 anni e la seconda guerra mondiale sta per finire. Qui arriva un'altra breve digressione per raccontarvi un secondo aneddoto che aiuta a intuire com'è la madre di Dina. In questo periodo storico è comune che quasi ogni casa abbia un proprio orto, un cortile, un giardino, qualche gallina, forse qualche coniglio. Quando scoppia la seconda guerra mondiale e arrivano i tedeschi che fanno razzia di ciò che incontrano sulla loro strada, le famiglie iniziano a scavare delle buche nei giardini delle case e a nascondervi beni di prima necessità. La mamma di Dina, ad esempio, sotterra in giardino bottiglie di olio. Ad un certo punto, ahimè, i soldati tedeschi scoprono questo rituale seguito dalle famiglie del territorio e alcuni di loro si presentano a casa della famiglia Zaia. È la madre ad aprire, ma anziché provare a respingerli o a mostrarsi spaventata, cosa fa? Li fa entrare, li fa accomodare in cucina, offre loro del vino, chiacchiera, è ospitale. Insomma, li distrae. Alla fine, questi soldati non si avvicinano nemmeno al giardino, non provano neanche a cercare le bottiglie d'olio, ma salutano la signora Maria, la ringraziano e se ne vanno. Forte, no? Torniamo a Dina. Adesso ha 19 anni e inizia a lavorare. Inizialmente in magazzino, poi all'ufficio commerciale e infine passa alla guida della concessionaria, dando così il via alla sua vita da imprenditrice. Fa l'imprenditrice in Italia, a partire dalla fine degli anni 40, in un settore, quello automobilistico, in cui le donne praticamente non esistono. La concessionaria arriva a contare fino a 43 operai nella sua officina. Dina si confronta quotidianamente con loro, impartisce loro ordini, si fa rispettare, si guadagna la loro fiducia.
I suoi clienti sono privati, ma soprattutto agricoltori e camionisti. E i camionisti sono i suoi preferiti. Il camionista è il cliente più facile perché ha sempre le idee chiare, dice Dina. Il camionista è un vero e proprio tecnico, sa perfettamente cosa chiedere e la trattativa con lui è sempre simpatica. Se da ragazzina indossava ancora le gonne e portava i capelli lunghi, adesso Dina è come chi l'ha conosciuta se la ricorda. Capelli corti, pantaloni dritti con piega davanti e dietro, stivaletti tacco 5 e sigaretta in bocca, Muratti bianche o Rothmans. Estremamente precisa e scrupolosa, sa il fatto suo, sa dove vuole arrivare e come arrivarci. La sua presenza si fa sentire. Non è una donna alta o grossa, ma state sicuri che quando entra in una stanza la si sente, anche se non parla. Forse è lo sguardo, forse è la forza della sua personalità. Sta di fatto che se ti trovi nelle sue vicinanze, capisci immediatamente che lei è la locomotiva di testa e tu un semplice vagone. È un'ottima venditrice, è pratica e sa come far quadrare i conti. Ha voglia di fare e vuole che le cose vengano fatte bene, sempre. Le piace dare ordini, anche in famiglia. Dina è severa e austera, è veloce e astuta, sa mantenere la calma e parlare bene. E la gente si fida di lei, uomini e donne, la temono e la ammirano. Inizialmente riesce a vendere solo un centinaio di macchine all'anno. Nell'ultimo periodo arriva a vendere fino a 1000 macchine. In tutta la sua vita professionale ne venderà almeno 10.000. Pensate che a un certo punto a Vittorio Veneto non si dice più vado a comprare la macchina dalla Fiat o in concessionaria. Si dice vado a comprare la macchina dalla Dina. Dina ama il suo lavoro. Al lavoro dedica tutta se stessa, tutte le sue energie. È instancabile. Ogni giorno, dal mattino alla sera, è in concessionaria. Se non è in concessionaria, è a Torino, a parlare e trattare direttamente con la Fiat, con la famiglia Agnelli, oppure al Salone dell'Auto. A Torino ci va con Francesco, il padre. Ci vanno in automobile, naturalmente. Chi guida? Dina, naturalmente. Le macchine le piacciono proprio, eppure l'alta velocità. Al rientro dalle trasferte si vanta sempre con le amiche per il tempo breve impiegato per raggiungere Torino. E proprio a Torino, nei primi anni 70, avviene qualcosa che dimostra come il suo sguardo veda oltre quello che una persona comune vede. Come il suo sentore per gli affari non si limiti alle automobili, come la sua vita non sia esclusivamente circoscritta alla concessionaria. A Torino ha inizio la rinascita dell'Hotel Terme di Vittorio Veneto e ha inizio proprio grazie a Dina. Facciamo un piccolo passo indietro. L'Hotel Terme esiste già a Vittorio Veneto da diversi anni, poi viene chiuso, dovremmo essere attorno agli anni 60, e insieme a tutto lo stabile in cui è inserito viene demolito e poi restaurato. Dina e la sua famiglia acquistano l'intero stabile nuovo, l'hotel e le unità abitative. Bene, a questo punto l'hotel è agibile, è nuovo, è bello. Peccato manchi un piccolo dettaglio, qualcuno che lo diriga e che lo diriga al meglio. Torniamo a Torino allora. Ogni volta che Dina va in trasferta a Torino
alloggia sempre presso lo stesso hotel, l'Hotel Ambasciatore. Qui lavora un barman. Dina lo studia, scambia qualche parola con lui per capire che tipo di persona è. Lo osserva mentre lavora, osserva come si muove, come si rivolge alla clientela. E poi? E poi niente. Dina ha deciso. È lui. È lui la persona che deve dirigere l'Hotel Terme della sua Vittorio Veneto. E lui è Antonio Palazzi. Antonio Palazzi, che qui a Vittorio Veneto verrà ribattezzato Tonino Palazzi. Così Dina comincia a corteggiarlo, professionalmente si intende. Inizialmente Tonino Palazzi tentenna, è indeciso. Alla fine accetta l'offerta e si trasferisce a Vittorio Veneto. Nel 1974 l'Hotel Terme riapre e grazie alla professionalità, alle competenze e alle intuizioni di Tonino Palazzi diventa un punto di riferimento nel territorio per moltissimi anni. All'Hotel Terme Dina trascorre diverse serate con gli amici, le amiche e organizza anche numerose cene di lavoro. E anche in questo contesto porta con sé la sua precisione e la sua cura per il dettaglio. Ha le idee chiare, vuole del buon cibo, vuole del buon vino e vuole che tutto sia perfetto per i suoi ospiti. Ai ragazzi che lavorano al bar a volte regala qualche consiglio, sorseggiando un martini o un Negroni con il suo amato pomodoro condito. La frase che spesso ripete loro è questa: mi raccomando ragazzi, quando dovete ricordarvi di fare qualcosa, scrivetevelo, appuntatevelo da qualche parte. Solamente così potrete risparmiare energia mentale per lavorare. Ve la siete segnata? Un giorno potreste aver bisogno di sembrare persone sagge e potrebbe ritornarvi utile. Allora, oltre ad essere a capo della concessionaria Fiat di Vittorio Veneto, oltre ad aver avuto il merito di far rifiorire l'Hotel Terme, Dina decide anche di dare impulso allo sviluppo urbanistico della sua città e fa costruire 2 complessi condominiali, il Serenissima e il San Marco. Settore automobilistico, settore alberghiero, settore immobiliare. Vede, agisce, ottiene. Riuscite a vedere la grandezza di questa donna? La velocità con cui il suo cervello lavora, le opportunità che individua quando le altre persone ancora brancolano nel buio, il coraggio di provarci. Adesso faccio riposare un po' la mia voce e vi faccio vedere qualche foto di Dina e della sua famiglia, quindi facciamo un tuffo nel passato. È stata anche una sportiva. Da giovane ha partecipato a numerosi tornei di tennis. In età matura si è appassionata al golf.
un bellissimo ricordo di Dina. L'ho conosciuta nel lontano 82, ho avuto l'impressione di dover trattare con la cessione della Zaia con un imprenditore vero, molto preparato. Dina Zaia, una persona meravigliosa con un cuore d'oro. Se mi fermassi qui avrei già molto, e anche voi credo. Il puzzle ricostruito con i racconti ricevuti fino ad ora ci hanno restituito il ritratto di una persona da ammirare per quanto è riuscita ad ottenere, e a maggior ragione per esserci riuscita da donna in quel periodo storico, in quel settore. E invece ora arriva, quantomeno per me, la parte davvero bella, quella un po' rivoluzionaria, un po' magica. Arriva la parte di Dina, l'essere umano. Prima però vi sorbite una piccola riflessione personale. Dina, perdonami se rubo un po' del tuo spazio, ma mi serve per provare a raccontarti meglio. Allora, io ho una grossa difficoltà a tenere distinta la professione che una persona fa dalla persona che è. Mi spiego meglio. Se tu fai l'avvocata e la fai in maniera eccellente, vinci tutte le cause che si possono vincere, sai perfettamente come muoverti nei tribunali e nelle cancellerie, sai districarti alla perfezione tra le maglie della legge italiana, scrivi degli atti tecnicamente e linguisticamente impeccabili, eccetera, eccetera, eccetera. Poi insulti i tuoi collaboratori e le tue collaboratrici. Sei irrispettosa nei confronti delle persone in generale. Sei sleale nei confronti dei tuoi colleghi e delle tue colleghe. Utilizzi stratagemmi illeciti. Sei arrogante. Butti le carte delle caramelle per strada. Insomma, se sei una brutta persona, per quanto mi riguarda, tutto quello che ottieni a livello professionale non vale niente e non riesco a nutrire alcun tipo di simpatia, di stima o di interesse nei tuoi confronti. Non mi piaci come persona, non mi piaci come professionista e purtroppo non riesco a nascondere la cosa, la si nota proprio. Bene, quando ho iniziato a raccogliere le prime testimonianze su Dina ero terrorizzata, sul serio. I primissimi aggettivi che ogni singola persona pronunciava erano austera, severa, intransigente, rigida e poi aggiungevano le piaceva comandare, sapeva il fatto suo, era brava a vendere. Allora ho iniziato a preoccuparmi. Miseria. Se Dina è quel tipo di imprenditrice, quella brava ma stronza, scusate, io come farò il 18 gennaio a parlare di lei senza che le persone se ne accorgano? Fortunatamente le cose non sono andate così e, come dicevo, adesso arriva la parte migliore. Quando le persone con cui ho chiacchierato iniziavano a sciogliersi un po', a sentirsi un po' più a loro agio e a far riaffiorare il loro ricordo di Dina liberamente, senza pensare a quello che credevano io volessi ascoltare e senza pensare alla cosa giusta da dire, in quel momento sono riuscita a vedere Dina nella sua interezza. In quel momento mi sono innamorata di lei. I volti di quelle persone si illuminavano, gli occhi brillavano, il sorriso si allargava
e la voce suonava in parte dolce e in parte divertita. Che fosse un familiare, un consulente che la supportava per le questioni fiscali, un'amica o un dipendente della concessionaria, il ricordo che hanno di lei, della persona, coincide. Adesso, visto che ho esordito parlandovi di puzzle, continuiamo a seguire questo filo conduttore. Man mano che vi svelo un pezzo della persona di Dina, prenderò un pezzo di questo puzzle e lo incollerò qui. E alla fine, pezzo per pezzo, il ritratto sarà completo. Preparo gli strumenti. Dunque, com'è Dina, la persona? Dina è onesta e rispettosa con tutti e con tutte, conoscenti, amiche, dipendenti e familiari. Dina ha una sorella e un fratello, ma è l'unica a lavorare in concessionaria. Nonostante ciò, ripartisce gli utili sempre in parti uguali, una per sé, una per la sorella e una per il fratello. Nonostante il suo aspetto granitico, sa farsi voler bene. E questo è un mio pensiero, sa farsi volere bene perché vuole bene alle persone. Quindi le persone se ne accorgono. Dina è accogliente. Sì, accogliente. Due diverse persone, un uomo e una donna, che l'hanno conosciuta in due contesti e in due periodi diversi, mi hanno detto la stessa frase. Mi trattava come un figlio. Mi ha accolta come una figlia. Con i nipoti, i figli del fratello Mario e della sorella Gianna, e con i bambini in generale, è affettuosissima. Pensate che in occasione della nascita del nipote Franco gli scrive una lunga lettera, estremamente dettagliata ed estremamente tenera, a tratti dai toni romantici quasi ottocenteschi. È una lettera che non ti verrebbe da attribuire a lei. Eppure, tenete a mente il dettaglio della scrittura e delle lettere, perché poi ritornerà. A proposito di bambini, Dina non ha avuto figli, così come non si è mai sposata. Per quale motivo? Le persone a cui l'ho chiesto mi hanno dato risposte diverse. Dina non si è sposata e non ha voluto figli per scelta, non voleva rinunciare alla sua libertà e al suo lavoro. Credo che Dina sentisse il desiderio di maternità, ma non ha trovato la persona giusta. Dina ha avuto diversi flirt, ma le storie finivano perché lei aveva sempre il sospetto che gli uomini la volessero frequentare perché interessati ai suoi soldi e non a lei. Sono tutte ipotesi, sono tutte supposizioni che queste persone fanno in base a come loro hanno conosciuto Dina, a come loro hanno interpretato alcune sue affermazioni o in base a come hanno letto alcuni suoi atteggiamenti. Non essendoci più Dina, alla quale porre la domanda, non avremo mai la risposta. O forse la risposta è proprio questa. Non c'è una risposta, un'unica risposta. Ci sono più risposte e potrebbero essere tutte vere. D'altronde, noi esseri umani per natura non siamo statici, immobili, ci modifichiamo. La persona che io ero a 20 anni è diversa dalla persona che io sono oggi. Alle stesse domande che mi sono state poste a 20 anni, oggi probabilmente do risposte diverse rispetto a quelle che ho dato allora. Metto il primo pezzo. A Dina. Cosa le piace fare nel tempo libero?
Molte cose, e cose molto belle. Se è vero che lavora tanto ed è estremamente diligente, è altrettanto vero che sa dedicare del tempo a ciò che le piace, ai passatempi. Probabilmente è consapevole che per lavorare bene è indispensabile anche svagarsi bene. Le piace la musica, ascolta un po' di tutto, musica classica, musica jazz, musica popolare italiana, in particolare le canzoni di Mina e Celentano. Da ragazzina suona il pianoforte, da adulta va ai concerti che si tengono al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto e a Natale regala raccolte di canzoni che ha registrato dalle trasmissioni che segue in radio o in TV. Spesso fa regali, è generosa e non solo con chi conosce. Un giorno, chiacchierando con un cliente della concessionaria con il quale ha instaurato un buon rapporto e con il quale ha una certa confidenza, gli chiede: lei che è dentro a tante attività di volontariato, io vorrei fare della beneficenza, ho un po' di denaro che vorrei dare a chi ne ha bisogno, mi potrebbe fare il nome di qualche associazione? E così fa. E sostiene anche lo sport locale, finanziando ad esempio la squadra di pallamano di Vittorio Veneto. Metto il secondo pezzo. Grande appassionata di sport. Da giovane gioca a tennis, partecipando a diversi tornei. Da adulta si avvicina al golf. E poi segue la Formula 1 ed è un'accanita tifosa juventina. La domenica è il giorno dello sport e se in TV trasmettono la gara di Formula 1 o la partita della Juventus, Dina non si schioda dal divano e guai a disturbarla. Aggiungo il terzo pezzo. Viaggia molto, non solo per lavoro. Durante il mese di agosto, Dina può staccare la spina dalla concessionaria per qualche giorno o qualche settimana. Lei e le 3 amiche fidate vanno di qua e vanno di là. È Dina a organizzare e pianificare ogni viaggio, quasi sempre in automobile, ed è Dina che guida, sempre. Ogni volta che partono per uno dei loro viaggi, Dina porta anche una scatola con i medicinali per assistere le amiche in caso di necessità. Metodica e previdente anche durante le vacanze. Queste 4 amiche vanno a Roma, vanno a Napoli, vanno in Sicilia. Riuscite a immaginare la portata anticipatoria di tutto ciò? Anni 50, 4 donne, 4 amiche, in vacanza, da sole, alla guida di un'automobile. È un'immagine meravigliosa. Oggi è la normalità, allora no. Un'estate arrivano addirittura fino a Londra. A Londra si parla inglese. E allora cosa si fa? Prima di partire non si prepara solo la valigia, non si pianificano solo le cose da visitare, si studia anche l'inglese. E così fanno. Dina e le amiche, da sole, si mettono a studiare inglese. Metto il quarto pezzo. Infine, le piace trascorrere il tempo in compagnia di amici e familiari, mangiando, bevendo e facendo festa.
Beve vino, martini, whisky, non disdegna i liquori e fuma tanto, fino a 2 pacchetti di sigaretta al giorno. A volte capita che spegne una sigaretta e ne riaccende subito un'altra senza quasi accorgersene. Poi a un certo punto subisce un'operazione chirurgica a causa di una vena ostruita e i medici le intimano di smettere di fumare. E lei lo fa, non fuma più. La determinazione. Aggiungo il pezzo 5. Intanto il tempo passa e arriva il momento di allontanarsi dalla sua concessionaria, dopo averla guidata per ben 39 anni. È il 1982 e Dina cede la concessionaria ad Antonio Fassina, detto Tony. E qui ritorna il tema della scrittura. Quando viene redatta la scrittura privata per la cessione, il commercialista detta e Dina scrive a mano su un foglio A4 a righe. La grafia è bellissima. Tony Fassina ne rimane impressionato talmente tanto da conservare il documento, come avete sentito dalla sua testimonianza diretta nel video iniziale. Dopo essersi allontanata dalla concessionaria, Dina trascorre il tempo con le amiche, gioca a carte, fa camminate, continua anche a viaggiare e naturalmente a dare ordini e a non lasciare scorrere nulla. A un certo punto ha la necessità di avere una persona che le dia una mano in casa e le faccia compagnia. Così il nipote Franco si attiva e in poco tempo trova una giovane donna, Liliana. Sentono che può essere la persona giusta, quindi decidono di provare. Liliana non è italiana e ha bisogno del permesso di soggiorno per rimanere in Italia. Per ottenere un permesso di soggiorno ci vogliono circa 15 o 20 giorni. Il nipote Franco si occupa anche di questo. Dopo solo 2 giorni, Dina chiama il nipote e gli chiede notizia circa il rilascio del permesso di soggiorno. Non soddisfatta della risposta e delle tempistiche previste, si infervora e gli rivolge parole poco carine. Pezzo numero 6. Poco, i pezzi sono 8. Quando Liliana finalmente arriva in casa, Dina la accoglie con queste parole. Se non impari l'italiano in 2 settimane, tu non lavorerai più qui. Liliana impara l'italiano e si affeziona a Dina. Ancora oggi, quando pensa a lei, si commuove. Mi ha dato tante lezioni di vita. Era professionale, severa, ma soprattutto onesta e sincera. Anche Liliana rimane colpita dal modo di scrivere di Dina, dalla professionalità con la quale redige le lettere. In questo caso si riferisce a una lettera che Dina scrive e invia a Silvio Berlusconi per convincerlo a costruire il traforo di Sant'Augusta in modo da preservare Serravalle e la sua viabilità. Pezzo numero 7. Primo anno di vita, inizia a pensare al testamento. Ne parla spesso con l'amica Elda, quella dei mitici viaggi. Dina le confida che impiegherà tantissimo tempo a scrivere il proprio testamento, perché vuole elencare ogni singolo pezzo di sua proprietà
indicare la persona a cui dovrà essere consegnato, metodica, precisa e puntuale fino all'ultimo. Beh, vi aspettavate qualcosa di diverso? Io no. Dina muore il 13 agosto 2004. A settembre avrebbe compiuto 80 anni. E qui il puzzle si completa. Ho mostrato Dina per come mi è stata raccontata e per come io l'ho visualizzata. Ho scelto questa foto perché è la mia preferita. Qui lei è ancora giovane, ma è già lei. Pantaloni, gambe divaricate e ben ancorate al terreno, mani in tasca, il sorriso e quello sguardo. Uno sguardo fiero, sicuro, uno sguardo che vede lontano, uno sguardo che anticipa, uno sguardo rivoluzionario. Una delle frasi che mi hanno ripetuto più spesso è stata: le piaceva fare quello che facevano gli uomini. È anche grazie a Dina se noi donne oggi possiamo fare le stesse cose che lei faceva decenni e decenni fa, ma senza preoccuparci più di chiederci se siano cose da donne o da uomini, o senza sentirci dire che sono cose da uomini. Sono cose da persone. Grazie, Dina. Bene, grazie anche a Irene Rosolin che ci ha raccontato una donna davvero importante per la nostra città. Abbiamo pensato prima di scegliere Dina Zaia quale altra imprenditrice ma anche donna forte potesse essere raccontata questa sera, ma non ce ne sono venute in mente tante, e penso che Irene sia riuscita a cogliere alcune caratteristiche. Penso poi che ciascuno di noi si sia ritrovato per quella parte per cui la conosceva. Noi lasciamo questa registrazione disponibile per tutti sui canali YouTube del Comune, e ringraziamo la Tenda TV per la registrazione, e la Tenda tra l'altro trasmetterà nei prossimi giorni anche il video sistemato per bene, che poi consegneremo alla famiglia. Di nuovo grazie a Franco Petrucci, a Francesco Zaia, a Elisa e a tutta la famiglia. E se ci saranno e se ci sono anche altri ricordi che voi questa sera avete ritrovato nel vostro ripensare a Dina Zaia, penso che comunque la famiglia sarebbe contenta di avere ulteriori testimonianze, e chissà che un giorno qualcuno
riesca anche a metterli insieme in una forma anche scritta che poi può rimanere a beneficio di tutti. Grazie a tutti voi per essere qui e concluderei davvero con un applauso alla nostra Dina Zai. La famiglia Francesco Zaia ci dà un saluto finale. Buonasera a tutti, la partecipazione della cittadinanza onora ovviamente la famiglia e onora Dina, grazie al Comune, grazie all'assessore Caldarte, Irene Rosolén per questo bel ricordo di mia zia e grazie a tutti per la partecipazione. Grazie.